buonasera, buonasera. Rieccoci, ci rivediamo, ci ritroviamo a teatro. Stasera io ho portato con me, vedete qua, i miei attrezzi di lavoro, ho portato le mie casse, i miei costumi, ho portato la mia attrezzeria, ho portato alcuni oggetti importanti per ripercorrere un po' quello che è la storia sia del teatro, sia del cabaret, vedere di unire, di fondere le due cose, no? Molti pensano che non si possano sposare i due generi. Io penso che i due generi si possano sposare. Allora, partiamo subito da una curiosità che molti mi chiedono quando mi fermano per strada, quando mi incontrano. Mi dicono: ma lei perché fa questo mestiere? E allora io a questa domanda un attimino mi irrigidisco, no? Forse mi guardano e mi dicono: forse non lo sa manco lei. No, io lo so perché faccio questo mestiere. A parte che ci sono nato in questi posti, li ho vissuti questi teatri, ho vissuto i camerini, ho vissuto il palcoscenico, sin da piccolo ho vissuto tutto. Ma poi la verità è questa, che un attore soffre, e dico soffre perché è una sofferenza, del proprio ego, no? Del proprio egocentrismo. Io ho sempre voluto fare questo mestiere, sin da ragazzino, sin da piccolino, avevo le idee chiare. Tu che cosa vuoi fare? Io voglio fare il teatro, perché mio papà faceva il teatro, allora io volevo fare il teatro. E allora mi sono dato da fare negli anni, no? Ho cercato di crearmi una mia identità, una mia fetta di pubblico, ho fatto il mio percorso e non mi posso mai dimenticare, c'è un aneddoto simpatico legato alla mia vita. Sapete, quando si fa questo lavoro si pensa subito di essere, soprattutto quando si è giovani, no? Si pensa subito di essere arrivati, no? Io sono arrivato, ormai mi conoscono tutti e non ne conosci nulla, perché poi è sempre così. I primi tempi che facevo la televisione, mi ricordo andai a fare un viaggio internazionale. Io ero appena ventenne, faccio questo viaggio internazionale, al ritorno mi ricordo che viaggio con dei calabresi. Sapete, la nostra emittente poi arriva anche in Calabria, poi qui stasera siamo a Messina, quindi siamo molto vicini. Viaggiando con dei calabresi facciamo scalo, perché l'aereo, poi mi infumai, no? C'ero pilota, sapete, da aerei un po' ballerini, no? Quando da aerei pigliano quei vuoti d'aria, a proposito di questo c'era una bella storia di mia zia, quando disse che sta aereo decollava e cominciò a prendere i vuoti d'aria, allora mia zia, da buona catanese, ci disse a mio zio, dice: Iano, mio zio si chiamava Sebastiano, chi c'è? Ma sta strada per Parigi è tutta scaffe, no? Perché a mia zia ci pareva che proprio in come via aerea c'erano magari scaffi, cioè buchi enormi. Allora, mentre facevo questo viaggio di donna, abbiamo fatto lo scalo, sono salito in aereo, non ho fatto nemmeno mezzo corridoio d'aereo, dopo essere sceso al bar, esserci ristorati, perché insomma il viaggio era lungo, questo aereo doveva fare necessariamente una sosta per fare carburante, insomma non avevamo stancato, fu che stai a sosta con il viaggio, acchianammo un'altra volta in questo aereo colmo di calabresi, l'unico catanesi era io, mi fermamo, a metà corridoio mi sento chiamare: signor Saitta, perciò io mi giro. Qualcuno mi conoscevo, magari di spalle, cioè mi giro, prego, e trovo questo calabrese, lei è un signor, che poi i calabresi parlano asperato, no? Che proprio tirano ciato, ciusciuno, signor Saitta, dice: prego, lei è il signor Saitta? Sì. Lei è Edoardo Saitta? Io: sì, perché poi io ci tenevo, no? Quel nome con la U che era un simbolo, perciò era priato, e se qualcuno finalmente mi conosceva. Sì, sono Edoardo Saitta, con la U. Bene, dice: lei è di Catania? Sì. Lei fa l'attore? Sì. Io ero felicissimo, se partivo chiesto, ci cascavo portafoglio al bar con tutti i documenti, dice: su pigliasse prima copetta. Questo per farvi capire, no? A quel punto proprio mi è crollato il mondo addosso e poi ho riniziato, anche perché questo fa parte del modo di comunicare. Il modo di comunicare è molto importante, perché se lui si fosse posto con meno gioia, con meno convinzione, io già avevo caputo che aveva perduto portafoglio. Invece lui no, mi ha fatto toccare il cielo con un dito, ha comunicato male, io mi priai e poi mi è crollato il mondo addosso. A proposito di questo, cosa vi volevo fare
Cosa vi volevo fare vedere? Vi volevo fare vedere, se mi date la mia postazione, le due postazioni, ecco, perché la faccio da qua. La faccio da qua questa. Questi sono due fucili che per ora non ci servono. Adesso ci serviranno dopo, quindi io, vabbè, li tengo perché sono due oggetti di scena. Sono molto belli, sono particolarmente legato. Ci sono due cartelli ai quali sono particolarmente affezionato, in particolare uno, che è il primo che vi farò vedere tra poco. Il modo di comunicare è importante. C'era uno che aveva una casa di frutta a Catania, una semplice bottega, no? E le cose non andavano benissimo, le cose andavano erano un poco su, volevano un poco male. Allora, sua moglie, perché voi lo sapete, noi uomini siamo un pochino vittime delle mogli, no? Quando una cosa va male, certo, la colpa è la tua, perché tu non ti impegni, perché tu non ci metti passione in quello che fai. Dici, ma vendiamo frutta, e non ha importanza, tu ci devi mettere passione, magari che vendi frutta. Stai vendendo una banana, mettici passione. Stai vendendo un biru, mettici passione. Stai vendendo un molone, mettici passione. E metteteci passione. Cioè, sto poveretto, siccome la casa di frutta andava male, si inventava una promozione. Ci aveva arrivato una bella partita di loti, i volgarmente detti cachi. Li conosciamo tutti i cachi? Potete rispondere, eh? I cachi sapete chi sono, no? Oh, dico a parte tutto. Allora, questo che fa? Mette una promozione e scrive un biglietto, un cartello che espone fuori la casa di frutta, che recita questo: cachi alla cassa 3 euro. La cosa è molto ambigua, perché voi immaginate tanti di quegli uomini che la mattina, specialmente chi di poveretti che a casa non ci vogliono stare, perché sapete hanno dei moglieri che sono dei virrini, che la mattina che non devo fare a doccia, perché c'hanno il bagno, che insomma sono un poco camurriosi. E allora che fai? Su di chi che si piglia un caffè e subito appena si piglia un caffè sta dopo una sigaretta e ci viene un marazzo di stomaco, chi che non possono uscire da casa. Perciò quando c'è chi che si sta pigliando un caffè, ha un marazzo di stomaco, corre in bagno, ci fa, tu stai in? Ci fa, sto andando in bagno, guarda, vattene fuori, c'è chi di ventura che la vai ora, maronna, poi vi immaginate una cosa del genere, perciò chi sto ne esce da casa, tutto contorto, non so, chiama dall'ascensore e incontra, dice, buongiorno, dice, dove va? Sto andando a fare un po' di footing, vado. Allora ne esce fuori, nell'atrio del condominio, lo incontra l'amministratore, dice, scusi, prego, dice, senta, sono l'amministratore, dice, mi ricorda, dice, qual è il tubo rotto capelli, dice, in questo momento, dice, stai vedendo io, stai espandendo io, la devo salutare. Perciò chi sto curri, va, cammina per strada, si gira e leggi il biglietto di Cristo, no? Che sta morendo. Immaginate, perciò leggi, cacchi alla cassa 3 euro. Perciò un attimo ci pensa. Dice, quasi quasi, per 3 euro, a casa di frutta, trasi in queste botteghe di Catania, che sapete, tu trasi da Inter, sono campanello, pling, e non c'è nulla, perché chi deve andare su bottega che sta giocando con l'iPad. Perciò trasi, pling, dice buongiorno, e di dopo si sente buongiorno, ci senta, scusi, la promozione, dice, della cassa, sì, dice, è validissima. Ma allora che posso fare? Si servisse, facessi chi che vuole, davvero? Dice sì. Ma senta dove? Poi lasci tutto alla cassa. Che faccio che sto qua? C'è la cassa, vedi sto registratore di cassa, pure ci pare una manna dal cielo. C'ho rapi, non ci bottone, tum, si caga le cose, tum, sto qua. Dice, grazie, io ho fatto tutto, dice, arrivederci, poi ci faccia sapere come. Dice, sì, senz'altro, grazie. Quando chiudono un negozio, sa ricoglie a casa e sua moglie gli pone la fatidica domanda. Dice, com'è stata oggi la giornata lavorativa? Una cagata. E questo è fatto. Poi c'è un altro cartello molto bello. Voi siete mai stati a Catania? Non sento. Sì. Siete stati alla fiera, al mercato? Oh. Sapete che al mercato ci sono chi che vanno al mercato solo ed esclusivamente per rubare, no? Per allungare la mano. Ci sono i cleptomani.
Ci sono chi che non ci sentono piacere se non si portano una cosa. Perciò tu devi dire, non ci sono chi che vengono in bancarelle, e io ci sono mutande 3 pezzi in euro. Perciò ci sono 3 pezzi in euro, perciò ci sono 3 pezzi in euro. Fanno così. 3 pezzi in euro. E ti vengono reggiseno, un vari mutanne da uomo e un vari cosetti da donna. Cioè 3 cose che tu tutte e 3 le puoi utilizzare, no? Perciò tu devi pensare per te, per tua moglie, sono 3 cose completamente diverse. E ci sono chi che allungano in mano, no? Ci sono chi che arrobano. Quando un gestore, che potrebbe essere il Jonathan della situazione, no? Per dire il Jonathan che è un po' pisandello, che viene roba a fera, si ne accorge, signora, ma che fai? Se sta roba 3 pezzi in euro, io sta roba, i mutanne, ma non si affronta. E la signora ci risponde, ma sapi, è per tuo piacere, ma per tuo piacere di che? Per tuo piacere da rubarci da cosa? E allora Jonathan, che cosa si è inventato? Io che travaglia a fera, lui che viene dal cuore di Catania, cresciuto a mezza strada, a Cannicavallo e tutto quello che sappiamo, scrive questo biglietto, guardate, non rubate che è già roba rubata. Chissà, è molto bella. Poi ci sono i cartelli, quelli che mi lasciano un po' perplesso, no? Quelli che pensano di sapere scrivere, di saperne di tutto di più, ma invece non sanno scrivere. Sapete, in un bar ho trovato, sapete che noi giriamo con i cellulari, cerchiamo anche di collegarci, di esplorare internet, però quando avevamo la possibilità di ingaggiare wifi, come si dice, nalleppamo, no? Allora ci sono quei bar che, come dire, per creare l'attrazione ti dicono che c'è il wifi libero, il wifi free, così tu ti siedi, consumi qualcosa, ci consumi 4 giga idro, ma idro nel frattempo insomma si è fatto un caffè, una colazione. Cosa scrive questo genio nel suo bar? Guardate un po', guardate cosa scrive. Wifi free. Questo è il suo modo di interpretare l'italiano. Ma se fosse stata solo questa la cosa, non mi sarei preoccupato. In questo posto vado in bagno, questa è bellissima, vado in bagno. Voi sapete che ci sono quei bagni scitti che tu non puoi aprire la porta, che non devo muovere, no? Ci avete fatto caso? Si apre la porta, poi trasi tu, poi chiudi la porta, poi ti giri, poi la porta non ha una cosa per fermare, perciò tu ti attenere con una mano la porta, con una mano ti attenere o con moglio perché ti casca, no? Però in mano ti fineno. Quindi tu fai pipì ad intermittenza perché non riesci, no? Quei bagni proprio scomodi. C'era sta porta che si rapeva male. Certe volte quando le porte si aprono verso l'interno, basterebbe cambiare l'apertura, mettere le cerniere e fare aprire la porta al contrario. Sto genio, per amore di non fare quello che verissi ora, tagliate. Non si rava la porta. Tagliate. All'altezza proprio del gabinetto si rava la porta, perché quando tu ti assetti, no? Sta porta ti passa magari dalla gamba. Ora, dico, non sono solo questi i casi. C'è una cosa molto bella che fa parte delle insegne, no? Un dentista si apre una clinica, che fa? Deve mettere un'insegna, mette una croce con una tenaglia, con una mola. Uno che viene un bar può mettere fuori, che so, una tazza gigante con un cucchiaino, oppure mette un cornetto. Che vi posso dire? Un negozio di abbigliamento, se proprio vuole personalizzare la propria insegna, che fa? Cosa mette? Mette in varie cause, in vestito, no? Ci siamo? Cioè fa un'insegna che richiama il suo lavoro. Chi sta alla clinica? Tagliate qua. Ma è normale questa cosa? Pigliata uno che è uscito dal carcere, che si è fatto 25 anni di carcere, che non si ricorda più come si fa l'amore con sua moglie, viene l'insegna richiesta, è un analfabeta, trasi, ok? E si crea l'equivoco più totale. Ora c'è una chicca molto bella. Sapete quelle frasi che restano a metà? Quelle cose che voi non sapete, no? Dice, ma chi vuole dire questa cosa? Ho trovato a Gravina di Catania questo avviso in un muro, che c'era uno che c'aveva un ritto sicuramente. Allora guardi che da qui non si può entrare, deve mettere un cartello, ma io misi, solo che poi io lo vano, e lei glielo rimetta, ma gli deve scrivere che non solo che non si può passare, che non si deve entrare, ma c'è a mettere magari che l'avviso non sa toccare.
Va bene, sapete Duscieri che ti dà, insomma, che hanno i posti, insomma, che hanno ereditato tuo zio, tuo nonno, no, che non sanno leggere, non sanno scrivere, non sanno interpretare e non sanno esporre un pensiero. Chi sto scrivere così? Guardate, avviso, non rimuovere questo avviso, è stato messo qui per un motivo. Ma quale? Qual è un motivo? Morire qual è un motivo? Che io non capisco qual è un motivo. Ma non solo, poi c'è la cosa fondamentale, altra cosa fondamentale è la comunicazione al bar. A Catania c'è un bar che è frequentato da signore pensionate, no? Allora, queste signore pensionate, in particolare ce n'è una che è un po' camurriosa. Io l'ho sempre detto, l'ho sempre sostenuto, però la mattina voglio andare per scrutarla. Allora, chi sta ogni mattina si presenta al bar e comincia, perché deve fare nervosi. Secondo me c'è qualcosa di irrisolto, sapete con chi? C'è qualcosa di risolto con il banconista. Come Ida ci piace la signora, però la signora è avanzata d'età. Luca Russo giustamente è giovane, 25 anni, si può mettere giustamente, ha altri tipi di aspettative quel ragazzo. Allora sta signora ogni mattina secondo me ci fa apposta, ci va e ci fa buongiorno. E lei, buongiorno signore. Dice, senta, mi scusi, dice, nei cornetti vuoti per caso c'è Nutella? No, signora, nei cornetti vuoti non c'è niente. Quindi lei mi sta volendo dire che nei cornetti vuoti Nutella non ce n'è. Signora, su vuoti cornetti Nutella non ce n'è. Ah, quindi ci sono solo vuoti cornetti? Sì, sono cornetti vuoti. Bene. Quindi lei mi vuole dire a mia che nei cornetti vuoti non c'è manco marmellata. No, signora, cornetto vuoto è vuoto, cioè dentro, se lei ci fa un bottoso, c'è un mozzocone, non c'è niente, è vuoto. Ah, ho capito, vabbè, basta che non sia, no signora, non mi sto alterando, perché lei mi sta volendo dire a chiare lettere, quando cornetto vuoto non c'è crema di pistacchio. Signora, no cornetto vuoto, se è vuoto, ci può essere crema di pistacchio? Certo, a meno che non ci mettiamo, ma non gliel'abbiamo messo, perciò non c'è. Signora, la crema di pistacchio in ciò cornetto vuoto. No, era cornetto a pistacchio, va bene, poi ci sta così. Non si arrabbi, che non c'è motivo di arrabbiarsi. Non è perché lei mi sta dicendo che nel cornetto vuoto non c'è manca la crema bianca. C'è la crema bianca? Non ce n'è crema bianca, signora. Nel cornetto vuoto crema bianca non ce n'è. È vuoto, una cosa che è vuota vuol dire che non c'è niente. È come uno che ha una scatola cranica, ma ci rivedo dentro, non ce lavi lei, va bene, non faccia così. Perciò lei mi vuole dire che nel cornetto vuoto non c'è crema di mirtillo? No, non ce n'è crema di mirtillo, signora. Come glielo de basta, lo sapete che faccio? Come da questi cornetti vuoti non ci avete niente, io me ne vai, e sinistra. E dato che mi sta dicendo che lei nel cornetto vuoto non ci mette la crema di noci, che chi non vi ha assicurato? L'indomani, a scanso di equivoci, scrive: per evitare inutili discussioni si avvisa la gentile clientela che nei cornetti vuoti non c'è niente. e questa l'abbiamo fatta anche. Ora dico, ho preso spunto dalle donne, perché le donne sono un po' più camurriosi degli uomini, no? Questo è vero. La donna ha tanti pregi, tantissimi, perché noi diciamo sempre cosa sarebbe un uomo senza una donna. Dietro un grande uomo, no? C'è sempre una grande donna. Ed è la verità. Voi siete sposati da quanto tempo? Manco solo da più lei. 30? E lode? Dico, la lode c'è, signora? Sicura? Sicura, vero? Va bene. Voi da quanto tempo? La vostra famiglia è bellissima. Da quanto tempo siete? Quando? 14. Ancora siamo a metà strada, Poi stai vedendo come ti riduci, vero? No, questo è giusto che tu lo sappia. Dico, ti do del tu perché basta guardare, io ora vedo poco, però già ho capito che ogni tanto sua moglie c'erano delle gomitate che su setta vicino, c'è ancora voi avete figli in mezzo, siete separati, arriverà il giorno che sta setti vicino e buschi gomitate, no? Questo giorno arriverà, perché già capita, perché ci sono quei mariti, no, che per esempio ora Ida ci sta dicendo non ridere. Quindi dicevo, la donna ha tanti pregi, ha un solo difetto. Uno solo, dice sempre no. Una volta sola avesse a dire no e dici sì.
Sapete quando? Quando parrino, durante il matrimonio. Tu Tizio vuoi prendere Caio come tuo sposo e prometti di essere fedele sempre nella gioia e nel dolore, ore, e ore e dolori, nella salute e nella malattia, tia, speriamo a Dio ci facciamo e di amarlo e onorarlo tutti i giorni della tua vita? E la donna dice sì, e quello è il primo, è l'unico, l'ultimo sì della vita coniugale della donna che dà sfogo a una carrettata di no impressionante. Partiamo dalla mattina, quando tu uno si susi perché la moglie si alza sempre prima, perché poi che fai sei mattina, moglie raga? Si comincia a giostrare l'appartamento in modo tale che tu non ti puoi muovere, non puoi usufruire del tuo appartamento. Dici, un istento, sto andando a fare la pipì. No, che mi allo bagno. Ma io mi devo fare la doccia e non devo fare che mi allo da doccia. Cioè, allora me la faccio nella lavanderia. No, che c'è il roba a modo. Allora come esco? Fitoso, come ti fisci tomati. Proprio a questi livelli, no? Poi vai dici, dove stanno? Sto andando al bar a fare colazione. Come a fare colazione? Prima ti mangi tutto il pandoro e il panettone che lasciaste per Natale e poi a fare colazione al bar ci vai. Ponchio, ma buono, ti dice uno ponchio, tu non puoi, se ti diventi... Poi per esempio sei al supermercato, siamo al supermercato con le mogli, che stai facendo? Dice, mi sto comprando lo shampoo. No, che shampoo ti sta accattando? Dice, questo qua. Ma è un flaconcino così, che costa 18 euro. Ci accattati chi tanto, era così, che è in offerta, 0,99, che sa che ne esce la testa quello coso, no? Che amore, ma io ho la forfora, me ne stai fottendo, ti accatto vestito bianco e ti metto un cappello, non mi interessa. Oppure ti tagli i capelli dalla tonna. A pranzo, che stai facendo? Sto vedendo il TG regionale. No, che a me viene Maria De Filippo, da uomini e donne. Madonna, dice, e allora vi vedo a sera, che stai facendo? Mi sto mettendo Netflix. No, che mi viene il gioco della ghigliottina, che se vira a Flavio Insigne con la ghigliottina, che il marito dice, a te la ghigliottina, qua non dà la lingua di casa, mai, no? Poi la sera dice, mi sto vedendo sempre quel film che non ho potuto vedere su Netflix, no, che mi devo vedere il Grande Fratello, che chi si dice a casa del Grande Fratello, ma chi sa dire a casa del Grande Fratello, sempre le stesse cose si pone a casa del Grande Fratello, amori che nascono, che finiscono, sempre da sempre, va bene, non mi interessa, poi si mettono a letto, io si ci avvicina, si ci ingugna. Bello, sapete quando il marito si ingugna, no? Alla moglie, quando fa quelle sere di freddo. Eh? Quelle sere di freddo che bello marito si avvicina, la moglie curatissima, ci stiga la coscia, naso, e allora suo marito ci fa, dice, amore mio, dice, ma ti cuccasti che jeans? No, sui pila che non me l'hai lovata ancora, no? Cioè poi si vede tutto rattato e ci comincia a fare, amore, che c'è? Ci facciamo, no, ho mal di testa. Però quando il marito gli dice, amore, ti faccio un massaggino ai piedi, lei, ah, sì. Il marito si vendica, giustamente, dice no, perché capite, è così, è come il caffè, no? Voi 30 anni che siete sposati, giusto? Io mi ruoto perché forse ho subito uno shock. 30 anni che siete sposati e mi dica una cosa, il caffè la mattina ancora lei lo prepara, signora? No, giustamente lo prepara suo marito, lo ha schiavizzato, ha capito? È cambiato tutto, perché era bello svegliarsi, per esempio stasera non c'è una coppia storica che sa 60 anni, 70 anni di matrimonio, di quelle coppie dove la moglie ancora a 70 anni che si susi, che prepara il caffè nella caffettera, no? E il marito si sveglia, si sveglia con l'aroma del caffè, col profumo. La mattina guarda ci fa un caffè, ma quando mai oggi? La ragazza moderna, la donna moderna, ancora 9:30 e ho la titia che sta ronfando, che tu proprio manco a tipo veramente serracco, che sta serrando una faldacca dei depuratori. No, cioè tu come ti svegli prima perché il tuo sonno viene turbato da questo ronfo e ci fai amore, bello, sapete quelle donne corpulente, belle che prendono tutti, un letto ranni su pigliano tutto, no? Non te ne lasciano manco uno spazio. E allora, amore mi fai il caffè, no? Su se te tu fai, bodoboom, e si girano la patti da banna.
E allora tu a camorria, e dai, amore, fammi il caffè, ma che camorria, mi so se te lo faccio. Chi sta? Si susi. Passano 4 ore, 20 minuti e tu non senti né il rumore del caffè né il rumore della macchinetta. Dici, ma sto caffè arriva o no? Ti alzi curioso e vai in cucina, il deserto. Tua moglie rientra a bagno, sente che si sta facendo la doccia. A un certo punto senti un rumore che pling, forno a microonde. Il caffè della donna moderna consiste da ristatura da sera prima do caffè, che è nella tazzina, quariata andò funno a microonde a 360 gradi. Perciò che fa tu rapido funno e trovi tutto caffè sbriziato all'interno del forno e ci dice, amore, ma io come me lo devo bere? E da banna si sente, alliccatillo. Avete capito? Avete capito? Quindi questa è la donna moderna. Ma voi poi mi vengono sempre in mente loro, perché ancora voi a 14 anni voi siete dilettanti. Io poi non... Certo, vedo, lui però alla sua età, che non la diciamo, però i capelli li lavi tutti, o avevo il cappello. Hai i capelli? No. Mi interessano gli anni di matrimonio. A 30 anni di matrimonio lei ancora conserva i suoi capelli. Io a 14 anni i capelli, sì, futti, non la vecchio. Quindi significa che se la sta passando peggio. In un modo o nell'altro. Dovremmo capire come. Nel corso della serata vedremo. Perché sarebbe bello condurre, no, quegli amori belli, puliti, senza come dire, scivoloni. Insomma, è il desiderio di tutti. Figuratevi. Però, per esempio, poi dicono che, non so se è vero, perché ancora non sono né a 14 anni di matrimonio né a 30, però non so poi come diventa la vita. Molti dicono, poi diventa routine, poi le cose vengono automatiche, poi si diventa come frate e sorelle. Non ci voglio credere a questa cosa, anche se una volta andando a trovare un mio amico, mi face, senti, ma tu vai a venire alla mia casa? Devi venire a casa mia, ti devo invitare perché c'è mia moglie che si sta buttando alla testa, dice che ti vuole a cena, devi venire perché ti devo fare assaggiare la cucina di mia moglie, perché devo... Vabbè, sì, io vengo, non ti preoccupare, basta, arrivo a casa di questo amico mio, c'è finalmente Edoardo, amore, una coppia storica, come voi, addirittura 36, 37 anni di matrimonio, amore, vieni, amore, ti presento Edoardo, il mio amore, Edoardo, piacere signora, dice, piacere, l'amore di questo qua, molto, molto lieto, ora dice, chi vuoi mangiare? Che qua siamo espressi, chi vuoi mangiare? E che voglio mangiare? Che droga c'è? Cioè, senti, ti va un bel primo, ma veramente di sera mietta pesata, facciamo un bel primo, perché come fa la pasta alla norma l'amore mio? Non lo fa nessuno. Amore mio, potremmo fare la pasta alla norma? Sì, certo che la possiamo fare. Pasta alla norma, tanta ricotta salata, vero? Sì, tanta, ma è sentire male. Allora, vabbè, ma papà, primo la norma, come fa la norma l'amore mio? Non la fa nessuno. Vabbè, di secondo chi vuoi? Senti, io, visto che siamo qua, due cotolette, due cotolette, come fa le cotolette il mio amore? Sta vedendo che quello è il mio amore, su 37 anni che siamo maritati, è il mio amore, come fai le cotolette il mio amore? Non le fa nessuno, pensate come mi fai? Le cotolette si fanno banate con l'olio, cioè non c'è un altro modo, no? Chi sui cotolette? Cioè, che contorno che vuoi? Ma per me magari insalata, amore, Riccillo come la fai l'insalata? Ma come va a fare l'insalata? Riccillo come la fai? Come fa l'insalata all'amore mio? Come te la condisce l'amore mio? L'insalata non te la condisce nessuno. Basta, una settimana a mangiare. Lo vuoi il dolce? Dopo che finiamo, sì, lo vuoi, cosa c'è? Espresso, dimmi chi vuoi. Si può avere in cannolo con la ricotta? Ci aveva la ricotta fatta. Come fa la ricotta a mia moglie? Mia moglie, l'amore mio, non la fanno, amore mio, faccia la ricotta e ghinghicci in cannola, Edoardo. Io ero anche preoccupato, forse alla fine mi presentano un conto. Poi lo vuoi il caffè? Mentre mi stava mangiando un cannolo. Aspetta, fammi calare un cannolo. Ma com'è sto cannolo? Buono, te l'ho detto che come fai i cannoli l'amore mio, non li fa nessuno. Un caffè, faccio un caffè, Edoardo, faccio vedere come fai il caffè, amore, faglielo vedere, che come fai il caffè l'amore mio, non lo fa nessuno. Basta che non è una forno a microonde, per me già è qualcosa in più, qualcosa di meraviglioso. Chissà, mi porta un caffè, com'è un caffè? Fammelo pigliare, dall'odore sembra buono, lo assaggio, buonissimo. Hai visto come fa? Niente, io la amo, è l'amore mio. Come fa il caffè l'amore mio? Non lo fa nessuno. Io a un certo punto
mo ci rivedo, non me lo sentivo più, ci si sente. Ma levi una curiosità, ci sento. Da quanto tempo siete sposati? Durissimo, 37 anni. 37 anni e la chiami ancora amore. Edoardo, io non mi ricordo come si chiama. Ora, bisogna fare, voi fate che io mi prendo un secondo. Ora, sapete che c'è? Che bisognerebbe arrivare agli amori, no? Bisognerebbe arrivare agli amori in un altro modo. Bisognerebbe arrivare agli amori alle tenere età. Io le chiamo tenere anche le età avanzate, no? Perché quando si cresce, quando si diventa anziani, dicono che poi gli anziani sono un po' come i bambini, o no? Quindi tenera età è quella di un bambino di 2-3 anni, la sua ingenuità, chi gioca non da cuore, non da ucca, no? I piccirelli si sa. Ma anche gli anziani poi sono così, diventano sinceri, diventano più belli. E allora io dico, ad una certa età, no? Si diventa teneri e un autore che probabilmente conosciamo tutti, che è Nino Martoglio. Nino Martoglio scrive nel suo San Giovanni decollato tutto l'affetto, descrive tutto l'affetto e l'amore di due anziani che ogni sera si ritrovano in casa, no? Si ritrovano in casa e come ogni sera, come consuetudine in questo loro piccolo focolare domestico, trovano la serenità, trovano la pace dopo una giornata, affidandosi a Dio e alle preghiere. A che ora sto la cucina? A Chiori, O Poddaro? A Stadda? Magari? se sottantenne, O scioglie sto rogane? ui sciogli, Io allora aspettatevi qua, che oggi sono tutti i santi. Ne ricevo sti 5 posti di rosario e poi andiamo a cuccare. con la grazia di Dio. A nome di Dio. A comincio io o a cominciate voi? Comincia tu. A nome di Dio, a nome dello Padre, dello Figlio e dello Spirito Santo. E così sia. Come sta, così sarà per tutta la Santissima Eternità. Gesù all'orto si dispone E per fare orazioni. e per non fare i peccati. Facetevi chiuccà. Sangue, vero avevi aiutato. Che buono sogno mi so che mi fa cavolo. Padre nostro, che siete in dallo cielo. Ma Lo sentite sto vento? sia santificato lo nome vostro. Lo sento. Venga lo regno tuo. Cosa sapete onniveni? Sia fatta la vostra volontà, fosse bene la finestra della cucina. Come in cielo, a così in terra. Che la sta sto rapetta? Ma abbotata, ma c'è a rara, abbotata. Rimetti a noi le nostre debiti. Rimetti a noi i nostri debiti. Che fosse sgoscio? Come noi le rimettiamo alle nostre debitori, non ti spagnare. Che chi sta a chiedere due attazzo mascolo che c'è ora la finestra della cucina. E non ci indurre in tentazioni. Cacetto, mascolo per forza a essere il suo attazzo. Ma liberaci dello male. Sto atto ieri alle 8. Sta una stata a treppiare. Io ora si riduce a sta ora di notte. Sta ora di notte. E così sia. A che ora è?
Mi senti? Sarumenno. A te? Oh, Che ora è? che ora è? Sì. Saranno 2 ore di notte. Forse è meglio che ne facciamo solo 2 i posti di rosario. Che non canaglio a casa. Ha ragione, hai moglie, ha ragione. Ma il Signore lo sa che se voi chiarete, no? Gliene perdona. Io se non ne perdona io, ne perdoniamo noi altri stessi. Io perdono a te, io ti perdono a me. Salve regina. Che fai tu? Mace di misericordia. Vero? Vita, dolcezza, speranza nostra. Che sappi di un veni. Ma noi siamo i figli di Eva. A me mi pare feto d'arso. Ma perché che ci sono cose addumate? Chiangenno e lagrimanno. Chiangenno e lagrimanno da sta valle di lacrime. Ma c'è paura che ti metti sto mano con carriera e sta bambando con sto mano con te sotto, disgraziato. Ma ora... Oh mano, con caffone di sotto che può sbambare, figlia mia, dopo che tu sempre con sto mano conficcato sotto i cosci. Non ero maglionte. Da sta valle di lacrime ero maglionte, da sta valle di lacrime, ma ronnuzza. Non abbandonare. Non abbandonare, ma ronnuzza. O Clemente, o Pia, o Duci. Ma ti sono vicaria di scandai. Uè. C'è tu l'amore mio. Scalabrino concetto di Natale, e di me masci, mini caschinà, età, 24 anni, arte. senz'ale. Sta bene. Ora attento a dire la verità. Perché uccideste il povero Megali? Io, eccellenza, mi ne sceno sta gran fametà, gentazzetinde, che mi vuole male. E allora riconoscete quello schioppo là? Se signore è il mio. È una doppietta, ma aveva anche un colpo. Perché ci sparai a Saiettoni mentre era un cialoiazzo, anzi la pelle ce la rialai, una vicina mia, era una concetta che se la come nonda lo chiomazzo. E conoscevate il morto? E signora, quando era vivo, io ero molto frate. Quando apprendeste il fatto? A 21 ore le spatte, cossi, peperillo, strate. E allora come si spiega la vostra premura di portarvi lo schioppo? A perché era d'estate? Aveva un poco di insoli, amatura e disse, di zadda, me ne vai un citate, di fatte, ma restare a mezza asciata. E perché opponeste resistenza? Perché scappaste? Io, eccellenza, la mula scappò, eccellenza, appagnata, io essendo decalata, e poi io messi la prudenza perché abbuscai la prima tembolata. E perché mai lo schioppo fu trovato caldo di fumo? Perché sotto sole, con da gran calura, aveva guariato. Io stesso, eccellenza, era in mare di sorura. E il colpo, avete detto, fu tirato contro un coniglio, è vero? Sì, signore. E quale piombo avete adoperato? Urparo. E l'altra canna invece avreste cura di caricarla a palla. Naturale, perché una canna mi serviva per caccia e l'altra per difesa personale. Bravo. E allora adesso sentiamo l'imputato sbraccia e vedremo se tirò contro il Megali o sulla coda di qualche beccaccia. Ma questo era uno spaccato, no? Della centona di Nino Martoglio. C'è una cosa a proposito dell'amore che, visto che ci sono due coppie, io stranamente stai sentendo cauro, va bene? Posso spogliarmi? Non vado oltre, chiaramente. C'è una cosa, mi fai un'atmosfera blu perché voglio dedicare a questi signori, a queste coppie. Dammi, perfetto, bene.
Vedete, Martogli aveva una penna sopraffina e allora scrive io ho estratto da una poesia molto lunga, da un sonetto, delle rime molto belle, che un uomo dedica alla sua donna da giovane, no? Ancora giovani lui gli fa una promessa che dovrà poi mantenere. E dice così: pensi, quando si vecchia, che farai se non ti voglio bene più? Perché sta bella gioventù che hai, come lo vento, dici se ne fui. Ma io ti dico che non vecchia mai lo cori. E sono amamo tutti e due, 20 o 60 o quanto nai anni d'incontro, che ne importa a noi? Tu sempre mi darai le tue carizie e io per te farò cose di pazzi. Fossero bruni o bianchi le tue trizze, fossero neri o no le mie mustazze, ma non le perderai le tue bellezze. Non ci credo manco su m'ammazzi. Vedete come poi l'amore, no, riesce a trionfare su tutto. Ora, insomma, fare trionfare l'amore non è una cosa semplice, perché la vita è tosta, ci sono quelli, poi soprattutto per noi uomini non ci arrendiamo mai. Io abito in condominio. Voi abitate in condominio? Non vi sento. In condominio. Quindi avete lei in condominio pure? Condominio. Tutto in condominio. Dicevo, nel condominio c'è sempre, no, il personaggio di spicco, nel senso, il personaggio, chi che si fa sempre fattere l'autre, no? Oppure l'anziano, quello che non si arrende mai, di quegli anziani che sono sempre belli, turgidi, no? Di quelli che cercano sempre l'amore, sempre. Io di questi ne conosco abbastanza. E ce n'è uno in particolare nel mio palazzo, sapete? Ci sono delle dinamiche nella vita, no? Allora, ci sono ancora questi uomini che arrivati a una certa età cercano ancora la moglie, però ora qua ci sono anche dei bambini, quindi non vorrei essere troppo audace, non lo cercherò di essere, tanto quando domani la televisione, poi se non lo sono io, qualcun altro lo sarà per me, a proposito di Grande Fratello, quindi penso che stasera qualche confidenza ce la possiamo fare, no? Allora, ci sono di quelle mogli, di quei mariti che si cercano spesso, diciamo, no? E quando è l'uomo a cercare la donna molto spesso, la sera diciamo, amore, Ida, no, oggi ho mal di testa, la sera dopo, amore, no, mi fa male la gamba, amore, no, mi culo a naso, perché ci sono dei momenti in cui l'uomo deve attendere e l'uomo riesce ad aspettare. L'uomo aspetta una settimana, aspetta 10 anni, aspetta un mese. Una volta uno mi vanniavo in questa situazione, si partiva, nonno, me ma passo c'era suo nonno, no? Scusi, c'è suo nonno, no, riceve nonno che aspetto. Mi dice la croce che la mano manca adesso, ma nonna mia, questo è da recuperare sicuramente. Poi quando è che la donna a un certo punto si sveglia, una sera ti cerca, quando ti cerca tua moglie? Quando tu hai la freva a 41 e mezzo, anzi a 41 bis, tanto per essere chiari. Hai la freva a 41 e mezzo che non ti può muovere, che non puoi usare una yamma, tua moglie ti cerca. No, tu non ti puoi muovere, ti ha pigliato 10 antibiotici, se ti nicchiato un letto, lei si avvicina e ti fa, tu, consolario, perché poi non capisco perché, ma a un certo punto, allora, quando siamo fidanzati, è amore della mia vita. Quando ci siamo sposati è amore. Quando ha 14 anni del matrimonio è amò. Già il re lo ha. A 20 anni, caro. A 30 anni, auto. Che poi è così. Ci sono delle cose
Poi dai 40 anni di matrimonio in su senti cosa, come ti chiami? Perché poi uno poi non si ricorda più, no? E allora quando ti cerca la moglie? Quando tu non ce la fai, tu, vieni qua. Se facciamo, no, non ce la faccio, dice, non mi posso muovere. Va bene, va bene, va bene. No, ma sai, mi sono preso 10 antibiotici, una settimana che faccio sta cosa, non ce la faccio, manca stare al dito. Va bene, va bene, va bene. Amore, appena mi ripiglio, va bene, va bene, va bene. Prima o poi mi ripeterò, va bene, va bene, va bene, va bene. A moglie di londa gatta, sto tenendo che avevamo babbo che hai. E poi andiamo in Nizza. Che poi la donna è così, ti distrugge, si deve vendicare. Aspetta che tu ti riprendi. Appena ti riprendi da fare ma la combassa quando a tutti, perché questa notizia deve circolare per tutta Catania o per tutta Messina, no? E allora appena tu ti senti buono, dici avanti, su, stiamo a fare colazione al bar, a Monindi usciamo, ci vogliamo a fare la cazzo, a Monindi, oggi si fa quello che dico io, che solo oggi si fa chi lo capisci, si fa sempre chi lo capisci tu. Allora vanno a fare colazione al bar. Buongiorno signora, che non roba lo conosci, buongiorno. Se signora è il solito cornetto, certo. Dopo che hai vicino, che un assaggio manca la punta, sta lì a suo marito, ci comincia a cascare la faccia, dicevo, muta, per cortesia, per cortesia. Se no vanno in macelleria. Se signora cosa le preparo? Cosa le preparo? 4-5 nodi di salsiccia. E certo, a me non mi consola cucchina di mangiare. Ma chi ci casca la faccia intera pure. Da arrivato panificio c'è il culmine. A chi proprio tu non ricogli più. Chi appena trasi, scendi come andò panificio. No, ma facci tu, scendi con mia, perché tu sospetta giustamente un marito, no? Che c'è proprio, si raggiunge il top. Cioè arrivano da, signora buongiorno. Per lei una schiacciatella, suo marito morbidone, vero? Uy, disgraziato, magari un pannettero sappi. Cioè, avete capito dove arriva la perfidia? La donna è così, non ci può fare niente, si deve vendicare. Perché poi ci sono anche queste, che poi una parola viene ingigantita, no? Come per esempio, e poi proseguiamo con un altro viaggio, con un altro blocco di immagini. C'è un esempio bellissimo. A Catania, non so qui, levamelo sto blu, facciamo un total white, ecco, siamo così, chiamo total white, no? È come oggi, levamelo sto blu, facciamo un total white. Oh, facciamocelo un applauso al tecnico, ogni tanto io do... Più fa lui, fateglielo più forte fateglielo a lui, che è là sopra, lo deve sentire. Allora, non so qui, nella fattispecie a Messina, quando c'è una persona che, come dire, ha sorpreso, vi ha sorpresi perché per troppa intelligenza, per troppa caparbietà, per impegno, per tenacia, non lo so, per qualsiasi cosa. Cioè voi come gli dite? E sì, come? Quando uno è troppo spetto. Come dice? Scaccio? Sì, scaccio. Quindi non c'è scaccio. Mannaia mia, sogno una picca di messenise, magari io. Una picca, perché mia nonna, la mia bisnonna Paolina Keiler era di Messina. Va bene? Poi ci fu un terremoto e io ero nobile, un terremoto, bruciavo tutte cose e abbiamo dovuto ricostruire tutto da capo. Ancora io sto costruendo per i miei bisnonni. Allora, sì, ma non c'è un sinonimo, c'è una parola che voi usate come sinonimo di scaltro, però è pulita la cosa, no? Noi a Catania, su uno è spetto, sapete come ci diciamo? Ghiasingonnuto. È così, ma lì scatta l'equivoco. Cioè, com'è che c'è la difficoltà a comunicare tramite dei cartelli, delle cose? Anche il linguaggio è importante per comunicare, no? Perché poi ci sono due che parlano. Lei come si chiama? Nino. Allora, stiamo parlando io e Nino, va bene? E io sto raccontando, Nino mi incontra, oh Edoardo come sta? Perché poi a Catania ci sono sempre due che parlano e uno che arriva all'ultimo secondo,
che sente l'ultima parola e da lì trae la conclusione del discorso che non è chi che sanno ritto, Nino ed Edoardo. Attenzione, perché poi vedete che il catanese in questo è fenomenale, il siciliano in genere, ma il catanese vedete che è bravo. Perciò ci siamo io e Nino che stiamo parlando. Nino mi dice: Edoardo, come sta? Bene, tutto a posto, Nino, non mi posso lamentare. Ma sai, ho visto negli ultimi tempi che ti sei portato avanti. E sì, sai, mentre tutti chiureno a tempo di Covid, no? Nino, tutti chiureno a tempo di Covid, tutti, questi sono i risultati. Io però ho continuato a fare teatro, a registrare commedie, perciò mi sono portato avanti, sono andato avanti. E come hai fatto? Come ho fatto? Come ho fatto? Che mia mamma è di buona volontà, dei miei colleghi, dei miei amici, ci siamo fatti fuori, siamo andati avanti, ora fantasticando, ho un impero, pensi, oh, madonna mia, ora hai un teatro che ha 10.000 abbonati, mamma mia, ora finalmente vado a fare torneo alle minchia, sei inconnoto. Dal momento preciso arrivano Alfio e Giovanni, che sono l'ultima parola, singunnuto. Appena Nino mi dice singunnuto, ci salutiamo e ne andiamo. Perciò Alfio e Giovanni, ma sentiste che ci disse Nino e Edoardo? Ci disse? Singunnuto. Sì, ma chi non... No, ci non dice Edoardo. Cioè, chi se ne stava e ci dice singunnuto, proprio è sinnino. Ma non può essere. No, ma tu dico io, allora è connuto per davvero. Ma come dice connuto? Ma su disse Nino. Ma perché Nino qui è? Che può dire che... Ma su Nino ci disse, può dire che ho visti. Vabbè, ma allora ci diceva andava a faccia, no? Mentre chi se ne stava... Ma che c'entra? Tu sai, è parola che si dice, che ti scappa, poi ti scappava, chi se ne... Maronna, dice, ma perché mi stai dicendo che Edoardo è connuto per davvero? Ma non è corissi, io rissi Nino. Ma noi siamo amici di Edoardo. Noi glielo dobbiamo, abbiamo il dovere di dirglielo. E come ci diciamo? Ci diciamo Edoardo, sì, connuto. Sì, vabbè, era così. Dice, ti arrivava una raccomandata. Dice, Edoardo, ti arrivava una raccomandata. Non è la stessa cosa. Oppure ti stiamo invitando a un compleanno, oppure siamo tutti invitati a un compleanno, Edoardo, tu non ci puoi venire. Non va bene. Vabbè, ma uno, che c'è a dire? Che c'è a dire? C'hai le diramazioni nella testa? Ce l'ha a dire qualche cosa. Senti, ci diciamo così, nuro e croro, ci diciamo, senti, noi stiamo a parlare, prima che tu lo sappia da tutta la città, è meglio che tu diciamo noi altri. Ma perché la sapere di tutta la città? Perché se lo sa Nino, fa conto cosa per tutta la città. Ho capito. Cioè meglio ci diciamo? Sì, tagliati che polverone, no? Perciò vanno alla ricerca di Edoardo, aspettano un giorno, aspettano un momento opportuno, virano bar, dice Maccillo. Ma no, ora si sta pigliando caffè, ci facciamo fare veleno. Non me la sento. O uno che sta pranzando fuori, dice ma c'è l'ora? No, dice che ci può raggruppare i puppetti, se ci raggruppano i puppetti, ci diciamo che è connuto, io muore, non è colpa nostra. Vai, no, facciamolo morire a mano di qualcuno altro. Noi abbiamo il dovere di dirglielo, ma perché tu sei sicuro che ci diciamo a Edoardo, non ci pigliamo un coppo stesso? Sì, ma almeno non è caffè, almeno ci pigliamo un coppo di potti subitanei e abbiamo, vabbè, comunque, allora, uno aspettiamolo... Ti posso dire, aspettiamo all'uscita lo teatro una sera. Dice, vabbè, ovvero uno spettacolo, teatro pieno. Esce Edoardo, forte del suo essere cornuto in quel senso, loro lo fermano. Edoardo, ci vuoi vedere sto bello, sì, però... Ma che fu? Come no, ditemi, che avete una faccia? Stiamo a dire una cosa importante, dice, ma mosse qualche uno, dice, ancora no, però non lo sappiamo. Vabbè, parlate, che cosa c'è? Parlate, ditemi, parlate. Edoardo, singunnuto. E che Edoardo ci risponde, usacci, e ti dirò di più, che connuto come mia, non ce n'è. Quando uno è forte delle proprie azioni. E ora... Questo in base alla verità. Ora, mentre approfitto per aprire una parentesi sulle verità. Dov'è Procopio? Massimo? Ora chiamiamo Massimo, chiamatelo con un applauso a Massimo Procopio, che sarà di là che
uno dei miei, vieni, guardate come sfavilla, guardate che elegante, eleganza, guarda, quanti Ma sono. complimenti! Complimenti davvero. Complimenti e benvenuti. Grazie. A loro, benvenuti. Benvenuti a loro. Ah, sì, certo, no, a benvenuti a Nino no. Nino, Nino, dai, stasera è il mio No, partner. Nino benvenuti. Ah, Nino benvenuti. Benvenuti a loro che sono così tanti. Poi questo è un posto bellissimo, Sì, devo molto dire, bello, molto molto bello. Allora, io parlavo della verità, no? Del dire la verità. C'è un concetto sulla verità che in questo periodo a me sta molto a cuore. E l'altra sera mi è venuta questa cosa, ho detto Massimo ti mando questa cosa sulla verità e vorrei che fossi tu a dirla. Ora ci come mambaro, sta cosa. È vero, dice la verità. Ora, In questo caso dice proprio la verità. ora non riuscirei mai ad imparare. Ora chi ci segue conosce Massimo. Non ti avvicinare troppo che mi hanno raccomandato di non coprirti con l'ombra. No, ma abbiamo i frontali. Ah, questi frontali cosa abbiamo visto? Allora, Massimo, sarei felice che tu questa sera esprimessi, diciamo, il concetto della verità, no? Per come l'ho inteso io. E io ho mandato questa cosa. Ora, io mi defilo, no? Lascio Massimo, gli creiamo un'atmosfera. No, ma anche no, anche così. Anche così va bene. Va bene così? E se c'è l'atmosfera devo essere ancora più bravo. No, sai, l'atmosfera. Come ho dei limiti. Usaccio. Allora, signori, io questo concetto l'ho anche fatto un po' mio, perché è una di quelle cose che certe volte ognuno di noi ha come il bisogno di esternarla a qualcuno, no? E io adesso la voglio esternare a voi. Ed è proprio questo il concetto. Quando si ha paura di sbagliare, si sbaglia ancora di più. Non so se siete d'accordo. Anche se io mi sono sempre chiesto, ma perché non cerchiamo di vivere nella più totale serenità, anche quando si è nell'errore? E invece no, perché noi non siamo in grado minimamente di pensare che un errore spesso può anche non essere dannoso, non essere nocivo per qualcuno. E invece no, perché queste cose, questi tipi di pensieri non fanno parte proprio del nostro mondo. E allora che cosa succede? Che quando stiamo per cadere nell'errore, quando ci sentiamo di sbagliare, perdiamo subito quella serenità che ci permetterebbe di essere sinceri con gli altri, con chi ci sta attorno. E ora vi voglio fare una domanda, vediamo se riuscite a trovare la risposta, perché io ancora non l'ho trovata, perché è una di quelle domande che non avranno mai una risposta. Secondo voi, cos'è meglio, la dura e cruda verità detta sempre o la bugia? È difficile rispondere, vero? Ora poniamo il caso che io debba confessare, debba rivelare una triste verità a qualcuno, magari in un suo momento particolare, un momento delicato, magari sta passando un dolore in quel momento lì. E che cosa faccio? Subito mi viene da pensare se forse è meglio evitare di infliggergli questo male così forte, così terribile. E mi si accende la lampadina subito, mi viene la brillante idea di inventargli una bella scusa, ma soltanto per il suo bene, giusto? Però che cosa succede? Noi sappiamo che le bugie hanno le gambe corte, e che le verità vengono sempre a galla prima o poi. E allora in quel momento in cui quella persona scopre la dura e cruda verità, ci resta male e ci dice bravo, e perché non me l'hai detto prima? Ah, io perché non te l'ho detto prima? Ma scusa, volevo farti soltanto del bene per non crearti un male profondo. Eh sì, un male profondo, così me ne hai creato ancora di più male. Eh sì. Ma se noi tornassimo un attimo indietro, per esempio, e arrivassimo al punto esatto in cui io sto per dire questa bugia a quella persona, in quel suo momento particolare e doloroso, e prendessi un po' più di tempo per pensarci e rifletterci bene, sicuramente crederei che la cosa migliore fosse quella di dirgli tutta la verità e sputare fuori il rospo. Sì, signore. Ma che cosa succede? Che quella verità avrebbe delle conseguenze sicuramente terribili e mi sentirei dire
Bravo, ma così ci si fa, così si comporta una persona. Sarebbe stato meglio che mi avessi detto una bella bugia. Capite? Che poi le bugie che cosa sono? Nella realtà le bugie non esistono, le bugie sono semplicemente le nostre verità. Ed ognuno di noi, io sono sicuro che ne ha sempre qualcuna, a volte anche più di una. Pensate a quante volte l'uomo non ha creduto alle verità, o meglio, non ha voluto credere alle verità e invece ha preferito credere alle bugie. Quante volte? Sì, che poi nella realtà che cosa sono le bugie e le verità? Sono come dei fratelli e delle sorelle, sono come il secchio con la corda, come il bicchiere con l'acqua. Sono delle anime gemelle che camminano sempre insieme. Però una cosa ve la voglio dire, e voglio essere sincero con voi. Io, se dovessi scegliere, sceglierei sempre e soltanto la verità. Ho detto la verità? E se io avessi voluto dirvi una bugia per accatturarvi la mente? E questo è il pensiero di Eduardo. Grazie. Aspetta, dove vai? Dove vai? Certo, bugie, verità, essere. O non essere. No, o apparire. Essere o apparire. Cosa siamo noi? Massimo ed Eduardo. Vabbè. Ti è piaciuto come l'ho espresso? Bello. Però peccato che ero in bagno. No, Meglio, forse è stato meglio, dai, così. Poi, me lo rivedrò. Così non mi puoi criticare. Me lo rivedrò. Ora ho bisogno di te fra poco, Buon proseguimento. Allora, nel frattempo, se mi entra dall'altra parte uno specchio, vorrei continuare con un concetto importante. C'era un uomo che si chiamava Luigi Pirandello. Luigi Pirandello, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, assolutamente. E Pirandello era chiamato il mago delle anime. Era colui, no? Che ha espresso i concetti della pazzia, i pupi, l'essere, l'apparire, la verità assoluta, relativa, la crisi di identità, chi sono io. Scrive in un passaggio di Uno, Nessuno e 100.000 una cosa bellissima. Dice, a proposito del fatto di conoscersi e di riconoscersi, vi è mai capitato, no, di passare davanti a una vetrina e di vedere la vostra immagine riflessa, di fermarvi un attimo e dire: ma sono proprio io quello lì, riflesso in quello specchio? Sono proprio io, così, quando da fuori, vivendo, non mi penso. Quindi il sorprendersi davanti allo specchio. Vi è mai capitato di guardarvi allo specchio per un attimo, di distogliere proprio la vostra attenzione da voi stessi e sorprendervi in uno sguardo, in una mossa, È strano, fa strano certe volte, no? Lui ce le aveva questi bei concetti della costruzione dell'uomo. Infatti dice che ci vorrebbe un po' più di intesa tra l'uomo e la natura, perché conoscersi, possiamo conoscerci abbastanza solo se ci costruiamo. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che Nino mi vede in un modo, no? Con i suoi occhi. Adesso si è fatta una visione di me, di Edoardo. Dice: ah, questo è Edoardo? Sì, questo. Però la signora non mi vede allo stesso modo. Ha altri occhi, ha un altro cervello, mi ha costruito a modo suo, ha costruito la mia immagine, il mio essere a modo proprio, giusto? Che sicuramente è diverso dal modo di Nino, così come è diverso dal suo. Perché Pirandello scrive che ci vorrebbe un po' più di intesa tra l'uomo e la natura, perché troppo spesso la natura si diverte a buttare all'aria tutte le nostre ingegnose costruzioni, cicloni, terremoti, ma l'uomo non si dà per vinto, ricostruisce, bestiolina pervicace, e tutto è per lui materia di ricostruzione. Voi credete di conoscervi se non vi costruite a modo vostro, e che io possa conoscervi se non vi costruisco a modo mio, e voi me se non mi costruite a modo vostro. Allora tenetevi forte per non fare dei tuffi nel vuoto e per non andare incontro a delle ingrate sorprese.
Questo era Pirandello, guardate che semplicità, che genialità. Allora lo specchio è entrato. Io adesso, dopo Massimo, perché ci abbiamo alla fine di questo nostro bell'incontro, chiamo Lucia, la devo chiamare Lucia. Lucia? Dov'è Lucia? Ma glielo Eccomi. fate un applauso a Lucia? Eccomi qua. Ma glielo fate un applauso a Lucia? Questi è parte della compagnia che non mi molla mai, sia Massimo che Lucia, poi ci sono tutti gli altri che hanno fatto grande il Teatro dei Saitta. Allora, Lucia, a proposito di questo essere, di questo apparire, quante volte ci siamo fermati allo specchio a parlare con noi stessi? Molte volte, cioè, quando dice, ma chi lo parla solo? Ma perché a voi non vi è capitato mai di parlare solo? Io la mattina andavo a macchina, discussioni che mi faccio da solo e mi rogno ragione. È la prima volta, l'unica volta, perché parlo solo? A me non mi rogno ragione, perché poi appena ci andiamo a confrontare con la realtà, io adesso non vi vedo, ma non possiamo dire né quello che pensiamo realmente, né quello che vorremmo dire realmente, perché sennò ci scanneremmo tutti, come ci mangeremmo tutti, scrive sempre Pirandello, come tanti cani arrabbiati, no? Quindi ci conteniamo. Allora l'unico momento in cui intimo, a parte insomma quello che... Ce ne sono tanti momenti intimi, di solitudine. Uno si chiude in un bagno e è solo, no? Dice, quali sono i momenti più belli? Quando stai mai e quando sogno a bagno. Perché è il momento di intimità. E molte volte ci ritroviamo davanti a uno specchio a parlare con noi stessi. E troviamo quell'intimità che spesso con gli altri non troviamo. Allora, diamogli un po' di intimità a Lucia. Oh, eccoti qua. Caro, chi è il pazzo di noi due? Lo so. Io dico tu e tu col dito indichi me. Va là, che così, a tu per tu, ci conosciamo bene noi due. Il guaio è che come ti vedo io, non ti vedono gli altri. E allora, caro mio, che diventi tu? Dico per me, che qua di fronte a te mi vedo e mi tocco tu, per come ti vedono gli altri, che diventi? Un fantasma, caro, un fantasma. Eppure, vedi questi pazzi? Senza badare al fantasma che portano con sé, in se stessi, vanno correndo, pieni di curiosità, dietro il fantasma altrui e credono che sia una cosa diversa. Avete visto? Molti dicono, ma vieni, molti pensano, ma Pirandello è difficile, è complicato. E io ho sempre una linea, no? E dico sempre, no, Pirandello le cose le ha scritte in modo semplice. Poi sono gli altri, certe volte, quando lo fanno, che sanno a complicare la vita. E invece è di una semplicità disarmante. Ci vediamo dopo. C'è un altro autore che mi sta molto a cuore. Io stasera ho voluto unire più cose, perché magari quello che abbiamo scelto può essere anche, come dire, possono essere anche lezioni di vita, no? E allora chi non l'ha letto ancora, chi non l'ha visto ancora, chi già l'ha visto sa che quando parliamo del giorno della civetta di Leonardo Sciascia non possiamo fare a meno di citare il brevissimo pezzo di Don Mariano che descrive la categoria degli uomini, no? Dell'essere umano. E lo fa con il capitano Bellodi, che lui rispetta molto, con il capitano Bellodi che forse lo inchioderà in quelle carte, ma con molto rispetto. Vede, ci sono molte cose qui da chiarire e lei ci deve spiegare. Gli uffici fiscali, a quanto vedo, non sono la sua preoccupazione. No, non mi hanno mai preoccupato, io non ho nulla da temere. E come mai? E come mai?
perché non sono molto colto, ma 2 o 3 cose nella vita le ho imparate. E una di queste è che sotto il naso abbiamo la bocca per mangiare. Ho la bocca anch'io sotto il naso, ma le assicuro che mangio soltanto quello che voi siciliani chiamate il pane del governo. Sì, perché lei è un uomo. Vede, signor capitano, io divido l'essere umano in diverse categorie. Ci sono gli uomini, i mezzi uomini, gli uominicchi, i con rispetto parlando piglianculo e i qua. Pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, che l'umanità dovrebbe fermarsi solo ai mezzi uomini, e invece no, scende ancora più giù, fino agli uominicchi. E sono come i bambini che giocano a fare le cose dei grandi, scimmie che ripetono i gesti dei grandi. Poi ci sono i piglianculo, e quelli stanno diventando un esercito. E poi ci sono i qua, che dovrebbero vivere nelle pozzanghere, come le anatre, perché per loro non c'è altro posto che le pozzanghere. Ma lei, anche se mi inchioderà in queste carte là, come un Cristo, lei è un uomo. Anche lei. Ma allora mi spieghi una cosa. Perché io sono un uomo? E non sono un mezzo uomo o addirittura un qua. Perché dal posto dove è lei sarebbe facile mettere i piedi in faccia ad una persona. Io ho subito offese gravissime, più della morte. Io, da uno come lei, sono stato schiaffeggiato e poi messo in camera da sicurezza. E un maresciallo una volta mi ha spento la sigaretta qua, sulla mano. E allora dico io, si può vivere con delle offese così? Lei non mi offende. Io non la offendo. No, E perché? perché lei è un uomo. E adesso chiudiamo in bellezza, arriviamo alle battute finali, perché ho conservato per voi delle cose bellissime. Allora andiamo sempre ai modi di comunicare. Io ormai ho questi fucili qua che sono bellissimi. Sapete cosa? Avete un'attività? No? Vabbè, qualcuno là ha un'attività, no? C'è qualcuno che viene... perfetto. L'avete avuta. Ora, anche adesso con Covid non credo. No, siete in pensione. 2 volte, perfetto. Speriamo che non ci... Speriamo che ecco, perfetto. Però sempre chi ha un'attività, sempre chi vende quaderni, i messo i meglio tutti, chi vende gomme, i messo più buoni tutti, chi vende cibo, per me il cibo... C'è uno a Catania che vende delle uova. Allora, siccome l'uova ragazzi non si cattava nudo, che cosa è successo? Che lui, per attirare gente, ha scritto questo cartello, guardate, no? Dice, ma se l'hanno a cattare, uova fresche, le faccio io. Capite? È arrivato anche al punto di dire, dice, l'uova, dice, io faccio io, non vi preoccupate che sono buono stesso. Ora, tornando anche, passando di palla in frasca, tornando agli amori, gli amori sono una cosa importantissima. Sapete quando 2 si lasciano ci sono delle tragedie, no? Allora uno una volta a Catania è stato lasciato dalla fidanzata in malo modo, e allora dapprima l'uomo fa il forte, dice io devo superare questa cosa, però poi diventa un cucciolo.
E allora ci sono dei sentimenti contrastanti. E allora, siccome è sempre bene dire la verità, quello, siccome effettivamente la propria ragazza gli mancava, allora poi dice, io lo devo scrivere che mi manca, però c'è un altro sentimento contrastante, dice, ma intanto non è che ci posso dire una cosa e l'altra gliela devo mettere, io devo essere sincero, però ci voglio scrivere in tuo amore, beh, scrivici tutte le cose, basta che però ne spicciamo e ne niemici, perché mi metti a caiello nelle notti, ci ma scrivere questa cosa, cioè, per cortesia, scrivici che ti manca, poi scrivici che tu che vuoi, basta che ne niemo, poi io che feci, ci scrissi, mi manchi, ma mi fai schifo. Cioè, questo è proprio il sentimento dell'essere umano che non riesce proprio a redimersi. Ora, chi di voi ha un cane? Nessuno. Bene, voi sapete che i cani sono andati di moda più che altro durante il lockdown, no? Perché su tutti dici, tu puoi uscire solo per fare i bisogni al cane. E perciò quando aveva cani, subito a cominciare, Jack Russell sono andati a ruba. Poi non parliamo degli Yorkshire, no? No, gli Yorkshire, i Chihuahua, i cani, fanno così, su nichi si appettano con tutti, no? Non si scandano dei cani. Poi quando tu vedi questi Chihuahua in braccio alle persone, ti avvicini, che bello sto cane, cominciano a fare così, perciò tu perciò uno si accattava un cane a Catania durante il lockdown. Voi siete stati a Catania, avete detto? Sì. Quindi sapete che a un certo punto da Piazza Stesicoro per arrivare alla Villa Bellini, Catania si alza proprio di livello. Catania è fatta su più livelli per via delle varie colate laviche, le ricostruzioni, insomma è tutto. Allora c'è la Villa Bellini che è un po' ha un muro di cinta sulla via Sant'Eublo che, se noi siamo sul marciapiede, c'è questo muro di cinta altissimo, più di 3 metri, e comincia basso alla via Sant'Eublo, comincia basso e poi sto coso si isa. Ora, siccome vanno di moda questi guinzagli che tu ci levi un femmo i cani, pigli e patto una spruzzo, è più comodo passeggiare i cani, però bisogna vedere che posso stare cogliono, perché il cane è come è uno di famiglia, deve essere coccolato, non è che deve andare in viso, passeare sul cane, il cane deve essere un piacere. Ma io non posso dire a chi sta a Villa Bellini che si passia sto cane da così, con il guinzaglio, gli auto dei cimezzi, ma vi rendete conto? Cioè è una cosa improponibile. Allora ci sono cani che fanno il ragionamento inverso, e io piuttosto che avere un bacione da così, ma fosse meglio che mi passeggio da solo. E guardate, questo cane col guinzaglio si porta a spasso solo, senza nessuno che lo aiuta. Abbiamo detto che voi vivete in condominio, ma è un condominio con l'ascensore o è un condominio senza ascensore? Con l'ascensore. Sappiamo tutti che siamo umani, no? E quando mangiamo un po' imbarazzato, lo stomaco va in subbuglio e non sempre dal subbuglio esce odore di gelsomino. Questo ce lo dobbiamo dire, specie quando ne mangiamo di panini, di belle puccariose, no? Fatti in un camioncino, giusto? Li avete mai mangiati? Cucina leggera, non ci posso credere, sempre belli panini, tipo Jonathan che sono mangiato nel camioncino per dire, no, giusto, le tomate, maionese, che ci facevo? Il Pippo, c'è Pietro, chi c'è? Mo fa un panino leggero, giusto il doppio formaggio, quella è la base, che poi ci fa, dice, da cose da chi so? Dice, sono cordon bleu, CBS magari, ma non ci stanno, dice, di cose da chi so? Ci sono funghi in salsa rosa, CBS magari, dice, di cose da che cosa sono? Dice, ma quelli sono gamberetti, CBS magari, dice, di cose da che sono funghi trifolati, fritti e poi trifolati in CBS magari, dice, da cose da Yanga, chi è da cosa Yanga? Dice, è crema di pistacchio, CBS magari, dice, ma da cosa nivola, chi è pistacchio? No, io è una musca, CBS magari, non si preoccupa di un panino bello, no? Poi una volta che ti mangi su panino, ovviamente va in difetto, acchiani dall'ascensore, credi di essere solo e sganci. Cosa si dice? Sganciao? Tipo, no, perché sganciao da dove proviene? Dal fatto che gli aerei sganciavano le bombe, che sono bombe, no? Cioè, che è sganciao? Ora, non è che ci dobbiamo essere, non andiamo a mucciare all'eroito, è il peto, no? È così, esistiamo umani e lo facciamo. Cioè, certe volte uno sta dall'ascensore, ci sono due,
trasi dall'ascensore, sente una puzza da morire, vuole uscire, nel frattempo si è chiusa la porta, già l'ascensore è chiamato e chi deve diventare tutti i colori, perciò comincia ad interrogare quelli che ha di fronte, comincia a interrogare quello di destra e chi di destra ci fa? Cioè chi da lì e chi di sinistra? Carusi, cufufu non facite più, perché è una cosa gravissima. Allora, siccome è successo nel mio condominio, guardate cosa ho trovato appeso. C'era una disputa tra chi ha subito perché quando tu hai un impatto del genere, tipo Hiroshima, no? Ti scattivano i sentimenti. Perciò si crea poi una disputa tra chi subisce e tra chi ha fatto. Allora, chi subisce è scritto questo. Ve lo leggo io. Vedete che è un ascensore, no? Si vede. Costretti dalle continue lamentele di gran parte dei condomini, dobbiamo ricordare che i luoghi adatti per manifestare i propri gas corporali sono il bagno o all'aria aperta, non certamente l'ascensore del palazzo. Per una convivenza pacifica e libera da fastidi olfattivi e psicologici, perché può diventare scemo con una cosa di kid. Vi preghiamo di rispettare i diritti degli altri, c'è il diritto a respirare, il diritto alla vita. Tu mi ammazzasti dall'ascensore. Firmato l'amministratore. Il colpevole legge questo cartello il giorno dopo e cosa risponde con un post-it? Non mi prenderete mai, lo scorreggione. Grazie. È stato un piacere stare con voi, grazie. Allora Massimo e Lucia, venite qua con me, prendiamoci l'applauso del nostro pubblico, eccoli qua, noi continuiamo